Sarà il comune di Licata a dover eseguire degli accertamenti nella cripta della chiesa di San Francesco. Lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria. Ecco che cosa prevede: che il comune dia incarico a un medico dell'ASP di Agrigento perché faccia la verifica sulle ossa trovate nella cripta. La vicenda è ormai abbastanza nota. Un tecnico incaricato dal FEC del Ministero degli Interni per eseguire un sopralluogo che preceda gli interventi di restauro della chiesa di San Francesco, ieri ha rinvenuto delle ossa nella cripta della chiesa. Le ossa ci sono da sempre, perché da metà 1600 a seconda metà 1800, come ci ha riferito lo storico Francesco Laperna, quella cripta ha ospitato tantissimi cadaveri. Prima i cimiteri non c'erano e quindi i morti venivano inumati proprio sotto le chiese, nelle catacombe, nelle cripte. Il caso con molta probabilità è destinato dunque a sgonfiarsi, però gli accertamenti certamente nei prossimi giorni saranno eseguiti. Al momento l'accesso al chiostro di San Francesco rimane interdetto.